Ciao ragazzi, bentornati in una nuova diretta. Oggi è il 17 di febbraio. Vado a cliccare qualcosa anche su Instagram, così che siamo anche lì. Okay, ci siamo. Questa diretta è dedicata principalmente al tapping. Quindi, se siete interessati al tapping, questa è la diretta giusta. Stavo andando a creare un nuovo corso per le persone, insomma, che sono interessate al tapping e prima di fare tutti i video, che ci metterò una vita, probabilmente qualche mese, spiegando il tapping EFT, spiegando l'Optimal EFT, ehm, ci metterò veramente tanto. Quindi ho pensato che magari facendo delle live, delle dirette, rispondendo a delle domande, io posso avere un po' in mente come strutturare il percorso, che è diverso dal percorso di Neurobalance, che è un percorso più generico, è più generalizzato sulla psicoeducazione, c'è anche un percorso anche eventualmente di psicoterapia, oppure c'è la meditazione, c'è la scrittura espressiva. Qua invece stiamo parlando, in questo corso, che probabilmente finirò entro qualche mese, solo di tapping. Il tapping si divide in principalmente due rami: tapping EFT Gold Standard, quello col picchiettamento, e Optimal EFT. EFT sta per Emotional Freedom Technique. Il secondo, questo Optimal EFT, si usa attraverso solo l'intenzione e la meditazione, un particolare modo, insomma, di creare guarigione dall'interno senza assolutamente nessun tapping. Perché queste due differenze? L'ideatore del tapping EFT, insomma, io lo uso per persone che soffrono di dolori persistenti, l'ho usato per me quando ho sofferto di mal di schiena o mal di testa. Ogni tanto lo uso per me, per l'ansia, per la rabbia, per tante emozioni che ancora, come tutti probabilmente, che ancora sopprimo o tengo all'interno. Quindi l'Optimal EFT e il Tapping EFT sono le due soluzioni che volevo dare, diciamo, al pubblico qui in Italia, perché non se ne sa tantissimo. Penso che ci siano molti tutorial lì su YouTube che non vanno veramente a spiegare il perché e il per come il Tapping EFT funziona, e in questa diretta volevo fare un po' di introduzione. Penso che alla fine, insomma, di questo video tu possa avere un po' le idee, diciamo, più chiare sul perché e il per come si deve usare questa tecnica, queste due tecniche, che, ripeto, sembrano diverse totalmente, perché una usa il picchiettamento, il tapping, e l'altro la meditazione, ma in realtà danno gli stessi risultati all'interno del corpo. La meditazione nell'Optimal EFT è fatta in modo da richiamare un'energia universale, il creatore, in questo caso Dio o una consapevolezza universale, in aiuto alla nostra consapevolezza. Ricordo che non siamo divisi, non c'è una consapevolezza corporea e divisa una consapevolezza universale, tutto è uno, siamo parte di quell'uno e l'uno fa parte di noi. Quindi come faccio a sapere questo? Perché la fisica quantistica questo lo sta veramente, diciamo, giustificando e attestando. Quindi andiamo sul perché si lavora con il tapping EFT o con l'Optimal EFT. Il criterio, il principio di queste tecniche è che i sintomi corporei siano dati da emozioni negative. Le emozioni negative, soprattutto nella medicina tradizionale cinese, vanno a portare dei sbilanciamenti energetici corporei.
Stiamo parlando di emozioni negative non metabolizzate, quindi represse, che sono ancora presenti dentro. Presenti perché sono state in un certo senso congelate. Ci sono differenti tecniche che possono andare a aiutare questi scongelamenti di queste emozioni. Il tapping e l'optimal EFT sono tra, secondo me, le più potenti e le più facili anche da usare. Quindi queste emozioni vengono congelate, vengono non metabolizzate, molto probabilmente, anzi sicuramente a causa di shock e di traumi che sono successi nel passato, e questi eventi quindi seguono la nostra identità. Facciamo una sorta di ranking. Quindi c'è stato un evento, quell'evento ha creato uno shock, quella piccola emozione o grande che sia si è congelata, non è stata espressa, è stata congelata. A quel punto, in quel momento, ha creato un'energia che poi è sfociata nei giorni successivi o nei mesi successivi a un sintomo corporeo. Noi possiamo avere tantissimi sintomi corporei creati da diversi eventi. Quindi, se andiamo dal sintomo che è la superficie, io sento un sintomo nella superficie del corpo, che però è creato da un'emozione o più emozioni, principalmente delle 3 emozioni più comuni sono quelle più, insomma, negative: tristezza, rabbia e paura. Noi viviamo costantemente principalmente nella paura, okay? La tristezza e la rabbia sono presenti, ma nella maggior parte delle persone, per la mia esperienza e per quello che ho visto con centinaia di persone in questi anni, è che la maggior parte vive nella paura. Io stesso noto, ehm, che vivo nella paura molte volte. Vivo nella paura del cosa succede se, questo corso, questa diciamo, questo lavoro che sto facendo non dà beneficio a così tante persone, ehm, a quelle persone che diciamo hanno bisogno. La paura di non raggiungere, la paura di non essere, la paura di, non essere abbastanza principalmente. Quindi c'è un problema di identità, okay, e queste sono vulnerabilità di ogni persona, quindi non esiste una persona che dice: "Io non ho assolutamente paura, non ho assolutamente tristezza, non ho assolutamente rabbia", per qualsiasi cosa. Qua parliamo però di consapevolezza, che se ne sei consapevole, quindi riesci a capire, anche andare a portare, i collegamenti tra sintomi e eventi. Se questa consapevolezza è presente, ha un vantaggio enorme su tutti gli altri. Non vuol dire che c'è una competizione qua, no, tra te e gli altri, ma non rincorri più una soluzione, magica, perché quello che sta succedendo per le persone che stanno soffrendo da dolori persistenti, cronici, è che cercano costantemente, come se ci fosse qualcosa di magico, una tecnica magica che va a risolvere tutto. Queste tecniche sono solo di supporto, possono dare un immenso beneficio, ma la prima cosa, il primo tassello è la consapevolezza. Portare in consapevolezza che ci sono degli eventi che hanno creato emozioni, che hanno creato sintomi, quella è, diciamo, la base di tutto. Non possiamo usare semplicemente la meditazione o il tapping o qualsiasi strumento senza la consapevolezza, perché la consapevolezza che porta nuovamente il ricordo, di quella emozione, che li fa, sfociare nuovamente il sintomo. Quando sappiamo che arrivano da particolari eventi, che possono essere centinaia di eventi, possono essere centinaia. In una vita di 50 anni possono essere molto di più, insomma, più numerosi di una vita di 30 anni, okay? Quindi quando una persona mi dice: "Ho 50 anni, ho ancora possibilità di riequilibrare il mio sistema nervoso
ha la stessa facilità di una persona che ne ha 30, mediamente ci si mette leggermente di più, ma perché ci sono più eventi, cioè un'identità più, diciamo strutturata, un'identità che poi ha creato quelle emozioni, okay? Il problema non è tanto l'evento in sé, ma è come abbiamo reagito a quell'evento che ha creato quell'emozione. Quindi se facciamo un passo indietro, non dobbiamo dare la colpa all'evento, ma dobbiamo dare la colpa, se c'è una colpa in tutto ciò, non penso ci sia, alla nostra identità, che tra virgolette si chiama ego. Questo ego è stato creato nei primi anni di vita, principalmente, perché le identità sono state sono create principalmente dai 0 ai 23, dai 0 ai 24. Poi dai 24 in poi ci possono essere comunque state, insomma, dei cambiamenti, e ci sono cambiamenti ogni giorno, però se andiamo a vedere i principali, i più impattanti cambiamenti sono quelli che vanno dai 0 ai 24 anni. Quindi, usando il tappi, facciamo una prova insieme. Abbiamo un mal di testa o cervicalgia. Ho cervicalgia in questo momento, okay, facciamo finta che ho cervicalgia in questo momento, sento dolore al collo, tensione al collo. Possiamo fare questa cosa su qualsiasi sintomo corporeo. Non dobbiamo chiederci tanto il perché mi è venuto dal punto di vista fisico questo sintomo, quindi non è il fatto che mi sono chinato a prendere una penna e ho sentito tensione, non dovevo chinarmi. Il problema non è l'evento fisico, ma è quella tensione emotiva che c'era già prima di quell'evento, di quel sintomo. Quindi dobbiamo andare un po' all'indietro. L'esempio sulla tensione corporea, sulla tensione del collo. Qualche giorno fa ho avuto questo nuovamente attacco di tensione cervicale. Una tensione molto forte, da 0 a 10 sarà stata 8, okay, durata un paio di giorni. Io in quel momento mi sono chiesto: "Okay, sento questo sintomo, me lo ricordo molto bene, ne ho sofferto per 5 lunghi anni di cervicalgia, quindi che andava più o meno da su un livello di intensità 4, 5, ma ogni giorno per 5 anni, 4, 5. Se facevo più sport a volte aumentava, andava anche a 6, 7. Poi rifacevo yoga, facevo un po' di yoga, facevo un po' di meditazione e andava nuovamente a 4. Era gestibile, ma non potevo vivere così, perché non mi sentivo veramente libero, no, avevo intorno ai 20 anni, no, quando ho sofferto di questi di queste tensioni. Quindi ho detto: "Com'è possibile che non c'è nessuna strategia che mi aiuta a sbloccare questa roba qua che sento?" Ora ve lo sto spiegando il perché io non facevo un collegamento diretto tra sintomo, emozione, evento ed identità soprattutto. Quando sono andato poi a capire che c'erano questi collegamenti, il problema si è risolto molto velocemente, per quanto mi riguarda, ehm, entro i 2 mesi. Quindi soffro adesso di questo problema, questi giorni è arrivato nuovamente il problema di tensione al collo. Okay, la mia domanda è stata: cosa sto sentendo ultimamente, in questi ultimi giorni, cosa sto sentendo dal punto di vista emotivo? Pressione. Pressione, okay. Quali sono gli eventi clou, okay, come se dovessi vedere una partita, di tennis o di calcio, di qualsiasi partita di uno sport, qualsiasi evento sportivo, ci sono quei momenti clou, okay, e quei momenti clou negli ultimi giorni sono stati i momenti in cui ho sentito tanta rabbia e tanta preoccupazione. Forse più rabbia che preoccupazione. Rabbia principalmente in 2 sfere, relazionale e lavorativa. Quella Quegli eventi che sono, insomma, accaduti in questi ultimi giorni mi hanno fatto capire che avevo portato nuovamente pressione e tutto era iniziato da lì.
Quindi step del sintomo, emozione e rabbia. Ok, avevo capito. L'evento, avevo 1, 2 o 3 eventi possibili scatenanti, 1, 2, 3 eventi, e a quel punto, solo con questa consapevolezza ho liberato una marea di energia, okay, liberato perché ho portato in consapevolezza, ho sentito queste emozioni negative e a quel punto potevo aver usato 1 o 2 tecniche. Se a volte non serve neanche una tecnica, okay, perché l'Optimal EFT in realtà non è proprio una tecnica, è un'intenzione, è una sorta di strategia se vogliamo. Quello che ho fatto io, okay, così vi faccio vedere insomma proprio praticamente quello che ho fatto sul collo. Una volta che ho capito dov'è che arrivava il problema della mia tensione al collo, ed era principalmente una questione, insomma conflitto tra c'è stata una discussione, no, una discussione, con una persona. Questa persona mi ha creato molta rabbia. Questa rabbia è andata a sfociare sul collo. Ho chiuso gli occhi, okay, un attimo, chiudi gli occhi, nota questa rabbia, nota l'evento specifico che ha creato quella rabbia, o l'highlight, no, il saliente di quell'evento. Chiudendo quegli occhi puoi sentire nuovamente quella sensazione corporea. La stai rivivendo, stai entrando in quell'evento che vi invito a fare uno step indietro adesso. Se l'evento e l'emozione è a 10, 0 su 10, probabilmente questo evento in questo momento ha una carica emotiva molto forte e non è il momento in questo momento di lavorarci sopra. Potrebbe essere 7, 8, okay? Deve essere gestibile, altrimenti se arriviamo subito a 10 e sento nuovamente un attacco di panico non è la maniera più giusta per neutralizzarla. Magari a volte basta solo aspettare 1 o 2 giorni prima che, insomma, tu ci possa lavorare. Però io ci ho lavorato così. Quindi ho chiuso gli occhi, ho richiamato l'evento, ho richiamato l'emozione. Questa è consapevolezza. Riporto la consapevolezza sulla radice del problema. A quel punto, con l'Optimal EFT, ho invocato questa energia universale di aiutarmi a risolvere l'evento. Non a risolvere l'evento, risolvere l'emozione collegata all'evento. Sicuramente lì ci sono delle identità collegate. Perché mi sono arrabbiato? Perché ci sono state degli squilibri emotivi? Perché? Sicuramente ci sono delle credenze collegate a tutto ciò, non solo l'identità. Però io ho chiesto a questa energia universale di aiutarmi. Chiamatela energia universale, chiamatela terapista invisibile, chiamatela Dio, chiamatela creatore, quello che vuoi, Gesù, chiamatela come volete. Io la chiamo energia universale. Ho visualizzato questa energia universale che mi ascoltava, una sorta di flusso di energia che mi collega con il creatore, un qualcosa di più grande. A quel punto sono rimasto in silenzio, in accettazione, con aspettativa positiva che quello che mi stava arrivando, questo aiuto, funzionava. E funzionava nel presente. Quindi ho proprio visualizzato questa energia che mi aiuta dal di fuori e mi aiuta a creare un bilanciamento, un riequilibrio nel mio collo, nel mio petto, in quelle emozioni che sento, e in quel momento ho lasciato andare ogni controllo. Molte persone che soffrono di dolori persistenti continuamente controllano tutto. Controllano i sintomi, controllano i pensieri, controllano, tutto quello che sta attorno a loro, controllano i figli, controllano tutto, è tutto un controllo, è tutto un fare, 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 è tutto un controllo. In questa tecnica o strategia moli il controllo e rimani in presenza con un'aspettativa però positiva, perché quante volte
visualizzi cose negative, forse il 24 ore su 24 visualizzi cose negativi, eventi negativi che possono succedere su di te. E qui stiamo perdendo la fiducia in qualcosa di più grande. Ecco perché qui è tutto è uno, no? Tu sei parte di quel creatore, quindi se mi affido e lascio andare le mie paure in quel momento, le lascio andare, chiudo gli occhi, respiro e visualizzo, se vogliamo posso visualizzare questa energia, questa luce bianca, dorata che mi aiuta, che entra dentro di me o dalla testa o da fuori, non è importante questo, ma visualizzi veramente che questa cosa sta accadendo e stai in presenza per 2, 3 minuti in silenzio, respirando e lasciando andare quindi. Ciò non vuol dire che non devi sentire la paura, non vuol dire che non devi sentire tristezza, rabbia, qualsiasi cosa l'affidi. È come affidare un bagaglio, no, un bagaglio a qualcosa di esterno. Ciò non vuol dire che lo stai controllando, vuol dire che ti stai affidando, stai lasciando andare. E rimani in ascolto. Noti in questi secondi il tuo respiro, la tua, aspettativa è positiva. Se vuoi puoi anche aiutarti ricordandoti di qualcosa di positivo che ti è stato fatto, che è successo nella tua vita. Io ricordo un aspetto in particolare che mi ha creato molta gratitudine e se devo mai ricreare questa emozione di gratitudine nel corpo, mi ricordo di quell'evento, ve lo racconto brevemente. Ero in Indonesia, a Bali, ero in motorino, avevo fatto un giro con un mio amico perché, insomma, stavamo facendo un po' di perlustrazione a Bali, e avevo un'infiammazione all'occhio sinistro se non sbaglio, e questa infiammazione stava diventando sempre più potente, sempre più irritante. Ed ero in questo motorino, insomma, che dicevo: "Ma cavolo, non riesco neanche a, rimanere concentrato sulla strada perché mi faceva molto male, bruciava molto". E ricordo che poi, insomma, siamo arrivati a questa guest house, dove ho chiesto magari aiuto, qualcuno che avesse un po' di camomilla, un po' di acqua calda da mettere nell'occhio, no, eravamo arrivati in questo villaggio, io e il mio amico, ehm nessuno aveva l'acqua calda. Ho detto: "Ma cavolo, ma com'è possibile che nessuno ha l'acqua calda?" Ogni persona che, insomma, bussavo alle porte: "Avete un po' di acqua calda da mettere nell'occhio?" O non capivano cosa stavo dicendo, o non avevano veramente l'acqua calda. Cercavo di, chiedere. Insomma, poi alla fine dopo forse 1 oretta sono riuscito a trovare una persona che mi ha fatto sedere a casa sua e mi ha dato un po' di acqua calda da mettere, con un po' di, insomma, cotone nell'occhio. Ehm, Mi ricordo la sensazione che ho avuto nel vedere questa signora che mi ha accudito per quell'oretta, perché io volevo solo l'acqua calda in realtà, volevo solo una bacinella di acqua calda con del cotone all'interno. Ehm E questa persona però mi ha detto: "No, no, siediti, stai qua, ti faccio anche", mi aveva fatto anche forse un tè, non mi ricordo, mi aveva dato qualcosa. Io ho sentito questa sensazione di gratitudine proprio espandersi dal cuore, dal petto. E adesso dovessi mai, ricreare questa sensazione di gratitudine nel corpo, mi ricordo di quell'evento in particolare. Ogni persona dovrebbe avere un evento in particolare o un ricordo che appena chiudi gli occhi riporti quell'emozione. Questo è molto importante, ma in generale la gratitudine è molto importante. Se per esempio, faccio un'altra parentesi qua, la sera prima di andare a dormire, quando sei nel letto e stai chiudendo gli occhi e stai cercando di addormentarti, pensa a 3 cose che sono successe durante quella giornata, piccole però, piccole, o anche grandi, vabbè, però più piccole ha più effetto, di gratitudine, qualcosa di piccolo che di cui tu sei stato grato oggi.
Esempio, il fatto che hai una coperta calda, il fatto che, ti ricordi del caffè che hai preso a quel bar che era, insomma, buonissimo, un amico che hai rivisto dopo tanto tempo, o quella telefonata con quella persona che non sentivi da tanto tempo. Queste 3 cose sono 3 gratitudini, 3 eventi di gratitudine che ti fanno andare a dormire con più tranquillità. Ora, questo ti aiuta in generale, al di là che tu soffra di dolori persistenti o no. E ritornando quindi a quella l'Optimal EFT, io ho risolto questa tensione qualche giorno fa con questo aiuto. Io credo veramente che ci sia, qualcosa al più grande di noi che ci aiuta e che ci vede e che ci capisce. O possiamo chiamarlo Dio. Lo ci credo fortemente perché mi ha aiutato e mi aiuta ogni giorno, ogni volta che chiedo un aiuto. Arriva. Poi dirvi ehm, se è semplicemente placebo, o no, non mi interessa. Io credo c'ho avuto tanti eventi che mi hanno fatto capire che non ero da solo, ehm, e quindi uso questa pratica anche dal punto di vista, di autoguarigione. Non sempre ha un effetto così immediato. Io penso che più autorità hai e più credenza e più fiducia hai in queste tecniche, più funzionano. È la stessa cosa ovviamente il placebo, no, il fatto che l'effetto placebo, se noti che insomma un dottore in un ospedale ti dà una pastiglia, però c'è dello zucchero dentro, e invece su un'altra stanza, c'è un'altra persona senza camice bianco e ti dà questa pastiglia, non funzionerà allo stesso modo, sempre con lo zucchero dentro. Non funzionerà allo stesso modo. Perché? Perché vedi, la persona che ha un'autorità, che ti dà un qualcosa da ingerire e tu hai questa credenza che questa cosa funziona. Ovviamente funzionerà, con più forza, con più intensità dentro di te quella pastiglia. Però perché non usare questa cosa sempre, invece di semplicemente pensare al placebo dei farmaci? Usiamola sempre. L'aspettativa positiva dovrebbe essere sempre lì. Dobbiamo sempre ricreare un'aspettativa positiva di tutto. E poi ti puoi anche sbagliare, ma va ben così. Preferisco sbagliarmi e quindi arrivare a un evento che magari un evento negativo, però con quell'aspettativa che, ehm, era di successo. Meglio così, no? Il problema è che questa autorità, che vi avevo detto prima riguardo a, camice bianco che ti dà una pastiglia da prendere, te la prendi e ti fa bene o ti fa male. Molte volte questa autorità è usata, in modo sbagliato secondo me, perché arriviamo a aver subito delle diagnosi che non erano totalmente esatte o comunque non, congruenti con i tuoi dolori. Esempio, ricordo di una cliente che mi ha detto: "Ho fatto questa diagnosi da questo medico e in 5 minuti mi ha detto che, avevo fibromialgia." In 5 minuti, senza neanche pensare a fare domande ulteriori. In 5 minuti: "Sì, sì, sì, questa è fibromialgia." Senza spiegare che cos'è la fibromialgia o senza spiegare quali sono eventualmente le ehm, i trascorsi o quello che succederà tra 1 o 2 anni. Questa persona, tra l'altro, è una persona molto giovane e quindi non puoi dire a una persona così giovane, "Hai fibromialgia, non puoi più fare danza." Okay, non puoi più andare a calcio, non più fare quello sport. Preferisco che fai più piscina rispetto che alla corsa. Chi l'ha detto? Solo perché una persona con un'autorità, con un camice bianco ti ha detto questa cosa, inconsciamente ha creato una paura e questa paura può aver creato un'emozione, quindi insomma paura, sì, emozione, e poi creare un sintomo. Quindi non solo noi
cerchiamo magari di risolvere una problematica fisica, andando da un medico o da uno specialista, ma potremmo addirittura aggravarla se quel medico specialista ci dice qualcosa che non è accurato per la mia problematica. Quindi se soffri di dolori, temporomandibolari o mal di schiena o mal di testa e ti hanno detto che devi prenderti questo farmaco indefinitivamente perché ti farà bene, questo non è sicuramente qualcosa di vantaggioso per te da credere. Però sei tu che devi filtrare quello che secondo te è vero e quello che secondo te è sbagliato in base anche alla tua educazione. Le persone che si educano di più in questi rami, sono poi le persone che, hanno meno eventualmente ricadute nel futuro. Perché è vero, noi possiamo fare tutto un riequilibrio che vogliamo, okay, attraverso l'Optimal EFT, il Tapping EFT, la meditazione, ma se poi la credenza nostra è che c'è qualcosa che ancora non va nel corpo, non finirà mai questo ciclo, non finirà mai. Quindi se qualcuno ti ha detto che se hai fibromialgia te la devi tenere, molte persone finiscono la vita con la fibromialgia. Tu puoi essere anche critico e dire: "Io questa cosa non la prendo, io non ci credo, non voglio crederci", perché non è vero, perché non è la verità. Quindi cerchiamo la verità. Io ho veramente speso tantissimo tempo dai 18 fino ad oggi a cercare la verità del dolore cronico, andando su psicologia, spiritualità, neuroscienza, fisioterapia, pratiche anche più antiche, medicina tradizionale cinese, Reiki, yoga, insomma cerchiamo i punti in comune di tutto ciò. I punti in comune di tutto ciò sono che i sintomi cronici corporei, la maggior parte di questi sono creati da emozioni represse, credenze represse, paure, shock. Okay? Però dobbiamo sempre rimanere su questo punto. Non possiamo poi essere incongruenti con queste credenze e dico: "Sì, sì, io ci credo al 90%, però domani, non si sa mai, vado anche da quel medico che mi dice: "Prenditi l'Aroxil per curare il mal di schiena." Okay? Perché non è congruente con quello che stai che ti con quello che insomma ti è stato detto, che hai creduto tu fino ad oggi. Quindi ricordiamoci evento, emozione, sintomo. Andiamo sull'evento, usiamo il tapping EFT o l'Optimal EFT per neutralizzare l'evento, possiamo usare anche la meditazione e lì andiamo a neutralizzare le radici. Durante la giornata non dobbiamo sempre pensare: "Ah, qual era l'evento?" No, possiamo anche semplicemente, usare la nostra consapevolezza, le nostre affermazioni, dirci che è assolutamente normale quello che sto sentendo perché è creato da, ehm, rabbie o paure e va ben così e l'accetti e vai avanti, continui la tua giornata. Molte volte il sintomo è così tanto forte e intenso che non ti fa fare la tua giornata normalmente, non ti fa gestire la tua giornata normalmente. Puoi fare, se vuoi, dei tapping, in quel caso, per 3, 4 minuti, oppure non fare assolutamente niente. Respirare, accettare e compatirti, non compatirti. C'è qualcuno che mi aveva detto: compatirti non è il verbo giusto", perché l'avevo già usato. Ehm, portarti dell'autocompassione, ecco, portarti dell'autocompassione. Nota che tu stai subendo quelle paure, stai subendo quelle ansie, stai subendo quelle energie negative, le stai subendo perché però le hai create tu. Per quanto è brutto e scomodo sentirsi dire che tu ti sei creata o creato i dolori, non perché ti piace crearti i dolori, ma perché è un meccanismo automatico di protezione del sistema nervoso che quando trova quando è
quando nota degli shock, crea queste emozioni negative per non sentire, okay, per non sentire. Le emozioni represse sono create per non sentirle, perché è più facile, è più per protezione, è più sicuro non sentire in quel momento tutta quella rabbia, tutta quella tristezza. È più sicuro, ma è un'autoprotezione. Però quelle hanno un impatto nel futuro, fin quando poi non capiamo insomma che dobbiamo risentirle, dobbiamo esporci a quelle emozioni, dobbiamo esporci a quelle credenze per non ricrearle con ancora più intensità nel futuro. Va bene. Ora sono pronto per fare un video nel corso di tapping NFT e Optimal EFT. Mi dovevo scaldare un po'. Ragazzi, se avete delle domande, sto ancora qui qualche minuto, potete farle adesso, visto che qualcuno è ancora in diretta, altrimenti staccherò. Potete scrivere nella chat, ciao Elvira, ho visto adesso che vi ho inviato qualche cosa. Se non avete invece nulla da chiedere, va bene così, potete metterli nei commenti se vedete questo video in registrata. Vi farò sapere quando uscirà questo corso di tapping EFT e Optimal EFT, non so, penso ci metterò un paio di mesi almeno, si integrerà sicuramente con Neurobalance. Chi è già in Neurobalance aveva già avuto un mio insegnamento sul tapping e sull'Optimal EFT. Per qualche mese non ho usato il tapping perché credevo insomma che altre tecniche sarebbero state più forti, più efficienti, efficaci, però insomma sto valutando quali di queste tecniche che c'è in Neurobalance ha più valore e effetto. Tutte hanno, secondo me, dei grandi potenziali. Dal punto di vista neuroscientifico, insomma, il tapping EFT è studiato abbastanza, ci sono molti studi sull'ansia, sulla paura, sull'ansia, sugli attacchi di panico. Se sappiamo che però infatti, l'ansia e la paura è la radice del dolore, allora si può usare anche su sintomi fisici che non solo quelli di ansia e attacchi di panico, insomma, e paura. Va bene. Buona giornata ragazzi, ci vediamo al prossimo video. A presto.